Bella raga, ciao a tutti del comando veneziano, siamo tornati su MotoGP e voglio ritentare la scalata di MotoGP perché ricordo sempre con grande orgoglio che praticamente ho iniziato io le serie di MotoGP. Col MotoGP 08 non lo portava nessuno, me ne vanto, mi gaso, vaffanculo. E niente raga, dai, torniamo dopo tanto tempo perché purtroppo, cioè, con gli ultimi MotoGP è stato un casino, questo comunque è un dramma, infatti siamo già alla terza gara, ho fatto 2 gare di prova e le cose non sono andate proprio benissimo, nel senso con l'adattiva un disastro, sto cercando di trovare la difficoltà e boh, diciamo che vediamo se c'è una classifica. Dov'è la classifica? Non è classifiche complete, eccole qua. Abbiamo fatto nelle 2 gare 17 punti tra sprint e non, quindi raga io chiedo un po' di pazienza per il momento. Allora ho messo difficoltà 70% perché adattiva è impossibile, soprattutto in qualifica. Danni completi, severità, penalità complete, quindi proprio la severità massima. Quindi danni completi, penalità complete, qualche aiutino con i freni perché sennò veramente vado a ogni curva, ciao, mi sto ancora abituando e per il momento tengo i flashback per un semplice fatto che voglio un po' prendere dimestichezza con la moto e tutto, quindi chiedo un po' di pazienza. E per il resto c'è tutto, gara al 35%, quindi di media 8-9 giri, quindi non male. E niente, vediamo di fare una prima stagione così, quindi anche con aiuti, con il flash, cazzo se serve, e dopo cerchiamo invece di andare. Come una volta, non dico come ai vecchi tempi perché una volta andavo senza aiuti, senza quel livello massimo, ma era un'altra MotoGP un po' più arcade, questo è un po' più bastardo. Qua abbiamo un po' di piloti, abbiamo vabbè, Rosy Binder, Marchetto Marquez e tanti altri, insomma, però non ce ne sono più, diciamo, di le vecchie glorie. Vediamo, Vino, Miraggio, Bastardini, Oliva, Zircone, ce ne sono pochi. Vediamo in Moto 2. In Moto 2, però, Lodi. Cabaret, no, me lo ricordo. Salatino, poi vabbè, diciamo delle vecchie grare. Qua abbiamo l'altro Rosy Binder, questo può essere Van Gogh, Gilbert Arenas perché è Gilbert, Alfonso, no, ma non c'è più il maneggiano di merda, il maneggiano di merda non c'è più. Purtroppo non c'è più. Questi non li conosco proprio. Seguo molto meno rispetto a una volta la MotoGP. E niente raga, quindi così vi chiedo un po' di pazienza, non sarà semplice. Comunque sono andato quarto perché ho fatto la prima, ho provato proprio un livello, se non sbaglio, 60%. E sono arrivato quinto in sprint e quarto in gara. Ho detto, no, troppo semplice, però ho fatto con l'adattiva 19esimo, quindi questo fa capire la situazione. Siamo in Ducati, siamo con il fratello di Marc Marquez e dobbiamo entro 4 gare, se vogliamo un ruolo di primo pilota, dobbiamo stare davanti a lui in classifica. Per il momento, vediamo, no, dammi la completa. Dammi la completa. Alex Marquez 26 punticini, il Cume 17. Siamo qui adesso a Austin e vediamo cosa riusciamo a combinare. Vai raga, andiamo, vediamo cosa I piloti combiniamo. Vi sono chiedo un po' di schierati in pazienza griglia con i con Marc flashback, Marquez ovviamente. pronto a scattare dalla pole. Ancora una manciata di C'è secondi. tensione. I semafori si spegneranno e inizierà il Gran Premio. Go, 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 partenza da cioccolataio e si va. Si ricomincia su MotoGP. Tanto voglio stare attenti anche ai danni perché i danni sono qualcosa di peli, ma ecco sì. Vediamo. Un 70%. No, preferisco avere un po' meno problemi con le. Guarda che roba, guarda che bagar. Guarda il no. Sorry, sorry. Subito all'inizio. L'unica roba che ho visto dopo l'aggiornamento molte meno cadute degli avversari, questa cosa deve essere sistemata perché la cosa è una delle cose più belle. I colpi di scena, attenzione, la moto è già gialla. Ai ai ai. Ho già 2 avvertimenti. Sì, vabbè, questo. No, vabbè, ma vai a fancuore. Beh, non è colpa mia che. Vabbè.
Mamma mia, devo fare 4 giri, ho già 2. Mancano 2 avvertimenti ed è penalità. Devo fare il giro lungo. Non è prevista pioggia perché c'è il cambio moto anche, rispetto a quando giocavamo noi. Ma che cazzo? Ecco, subito, Dio Cristo. Datemi un po' di pazienza, ragazzi. So che fa schifo. Datemi un po' di pazienza, sì. Niente, non la tengo, non c'è niente da fare con queste nuove. No, proprio no, io non riesco più a giocare a sto gioco qua. È per questo che mollo sempre. Adesso insieme a voi voglio tornare in corsa, perché non è possibile essere diventati così scarsi. E guidavo alla grande, perché c'è la grande, per i miei standard era vabbè. Perché le penalità massime sono difficili, perché un buon recupero. Sicuramente long, lap, l'altro regolamento nuovo. Se vediamo senza la bagarre se riesco ancora a fare qualcosa. Questa è la sprint, se pensate un po', in un giro ho già fatto 4 avvertimenti. Ma perché va di là? Io non ho fatto niente, però. E non capisco perché mi va tutto a destra, guarda, veramente. Chiedo venia. Mi fa schifo, guarda, non so quanto mi fa schifo guidare così. Ma voglio tornare insieme a voi. Qualcuno va lungo. Il livello sembra buono, questa moto. Guarda che proprio non ho la tranquillità di fare le curve bene. È possibile che non gioco da una vita. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Vardio. Ma non è colpa mia stavolta. Vabbè, guarda, sto zitto che è meglio. Adesso mi prendo long lap. Ho la moto arancione intanto anche, oltretutto. Che bello avere la moto arancione. Eccolo qua, e abbiamo subito il long lap. Lo facciamo non adesso, però. No, non adesso. Abbiamo anche la squalifica, la penalità, zio Ken. Usiamo questa prima stagione, raga. Guarda, fare da solo! Usiamo questa prima stagione proprio per riprenderci un attimo confidenza. Quindi cercate di avere pazienza, ma torneremo decenti almeno. Non dico forti, ma decenti. Aiuto. Guarda, sempre d'esternazzo. Va, ma che palle! Non cade più nessuno, però questo mi gira le balle. Questo aggiornamento ha fatto così. Devo prendere confidenza di nuovo. Che mi supera. Che due.
Allora rischio già il secondo long lap, madonna. Panico. Panico, faccio l'ultimo giro, lo faccio. Al final lap come andiamo? Bello tosto, comunque, bello tosto. Quanto mi mancano i MotoGP arcadeazzi, porca miseria. Qua non ho capito cosa ho fatto. Adesso comincio a cercare di capire i problemi, diciamo, che sono un po' ovunque purtroppo. Devo prendere proprio la mano in maniera proprio scandalosa. Quindi una moto da quarto o quinto posto comunque. Yellow flag, finalmente una yellow flag. Yellow flag. Vediamoci che devo fare al long. Peccato perché potevo andare a punti. Chiaramente se sarei già fuori perché con i flash cut, quindi non conta molto. Dio Cristo, ecco, appena oso un po' di più è così, non posso osare, non ho ancora la capacità di osare. Ovviamente negli ultimi 3 anni, 4, ho giocato a MotoGP 2 ore proprio di effettive, purtroppo, e si vede. Mamma mia cosa sono diventato, ma il fastest lap ce l'ho io, cioè il fastest lap, incredibile. Questo fa capire che se torno forte posso assolutamente aumentare il livello, ma di gran lunga. Solo che non posso fare una curva bella su 10. Facciamo sto long lap. Eccolo qua. Vai. Dove cazzo va? Almeno un punticino me lo piglio. Bravo, vale, ogni tanto qualche curva decent. Ok. Ho preso un punto, 2. Mamma mia. Comunque l'obiettivo è stare in top 15, quindi. Mentre i piloti rientrano ai box, vediamo i... Ho preso qua, dove cazzo sono? Ah, campionato piloti. Alla fine non ho preso punti. Che bello, che bello. Vabbè. Raga, proviamo a fare la gara quella full. Cercando di sbagliare un po' meno. Io ci provo, raga, io ci provo. Un saluto dagli Stati Uniti. Le inquadrature ci portano sulla griglia di partenza dove ormai tutto è pronto per l'inizio della gara. Il sole splende, ma Un po' di impostazioni, gomme, freni, visto che è un po' più... i piloti la sono temperatura è un po' schierati in più griglia. tranquilla. Vediamo. Sempre partenze perfette. Adesso stare attento ai danni, ma soprattutto a queste penalità odiose, cioè troppo fiscali sui limiti secondo me. Vediamo. Già di diminuire un po' i flash cut. Mica sono 7 laps. Sono 7 fottutissimi laps. Ma cosa ho fatto? Ma perché io sotto investigazione? Ma cosa cazzo fa?
se guidiamo bene poi posso aumentare anche il livello, perché si vede che ne ho almeno un 10% in più secondo me. No, 10 no, ma un 75-76%. Io ho un avvertimento, non so cosa ho fatto. Ancora, sotto investigazione. Cioè, quindi se vengono addosso loro comunque sono sotto investigazione. Grazie. Ah, Morbidelli, ok. Siamo partiti benissimo comunque, questa dimostrazione che il livello è l'ultimo dei problemi. Ho già la moto gialla per le carenate. Abbiamo capito che i danni fanno spendere molti soldi. Alla Duke, guarda, Vardio. Però anche loro mi vengono addosso, Dai, il primo giro buono però. Siamo addirittura a ridosso del podio, quindi perché la moto è forte comunque, attenzione, quindi ho già scelto una moto potente, non avevo voglia di stare Moto 3, Moto 2, se no veramente non mi rompevo le balle come le altre volte. Bravissimo comunque, spettacolare comunque. Zona podio, questa dimostrazione che il livello si può anche aumentare, ma non posso farlo finché prendo penalità go. E faccio danni alla monoposto, alla moto. Pian pianino comunque, pian pianino. Sì, ne ho di più. Cioè, siamo addirittura primi in questo momento. Questa stagione serve per testare. Cosa ho fatto? No, avvertimento. Guida pericolosa. Ah, chi? No, vabbè, ma è pazzo questo. Questo è It's the Crazy. Il The Crazy, signori. Vai. Scelta delle gomme positiva, la sento molto meglio la moto. Ho un po' sensazione con la temperatura. Vedo che non faccio sciocchi. Comunque raga, porterò anche oltre a GP4 anche Formula 1, perché adesso addirittura finalmente non so neanche la CPU può comprare le icone, quindi ho in mente delle cose. L'unica roba sempre che proprio dopo l'aggiornamento non vedo più moto cadere. Questo mi dà sui maroni. Allora, calma. Questo è un circuito che conosco meglio, comunque si vede. Certo che il livello è basso. Sono primo adesso, guidando non al top. Boom, ed è fastest, non si sa come, ma è fastest. Devo trovare la via di mezzo giusto tra il livello e tutto. Ma in qualifica, ragazzi, ho preso le bombe a questo livello, cioè quello che non capisco, c'è una differenza abissale. Sarebbe clamoroso vincere. Oddio. Stiamo testando, raga, stiamo testando per capire la miglior configurazione. Siamo su play, In questo momento stiamo dominando la scena e non so perché. Oh!
Andiamo tranquilli, basta far punti, che se mi dovessero risuperare non mi interessa. Le gomme sono ancora messe abbastanza bene, direi che abbiamo fatto la scelta giusta. Aiuto. Avevo 2 secondi circa di vantaggio. Guidando così, è chiaro che il livello è basso. Questo è un allenamento, Beppe, è un allenamento. Mamma mia. Giriamo ai 2,9 adesso. Adesso sto girando che potevo far meglio anche in qualifica. Boh, non capisco. Forse mi sto abituando a giocare allora. Invece che non vedo più yellow flag. Che si vede che conosco già meglio il tracciato rispetto all'Argentina e soprattutto Thailandia. No, non puoi darmi l'avvertimento, ma perché? Devo stare attento. 2 avvertimenti, c'ho il long lap. Che sofferenza, siamo a 3-3, incredibile, non so come sto addirittura guadagnando. Qualcuno è sotto investigazione. Oh, finalmente, yellow flag non sono io, Rosy Binder out, Rosy Binder si ritira, Rosy si ritira. Ritiro per Rosy. Che se cadono non sempre si ritirano, però secondo me hanno abbassato troppo. Ho perso un po', ho paura, ragazzi, poi le gomme stanno anche un po' consumando. Che enduro, Cube, che enduro. Potrei provare a mettere 75 magari. Ancora yellow flag, oh, manco male. Qualcuno cade, godo. Ma perché il torneo deve essere reale, che qualcuno può cadere. No, non lungo. 3 laps. Non c'è una differenza. Con l'adattiva è impossibile, comunque, questo ve lo dico. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Scusate, per il panico. Relax, come relax. È incredibile la differenza. Soprattutto tra la sprint, dove veramente ho fatto 50.000 cadute. Mi sto abituando, questo è importante. Che si riesco a... Qualcuno è caduto, non so chi. Dai che le cadute ci sono, dai che allora tutto è figo. Io sto distruggendo Marchetto Marquez e non si sa come.
sì, lo so, l'importante è che non devo se non faccio errori sono contento, vuol dire che quando non ho più bisogno dei rewind io sono a posto e posso aumentare la difficoltà. Ciolaps. Stiamo testando per voi, raga, per tornare protagonisti nelle Americhe. Austin, Texas. Mamma mia. Sicuramente no. Mamma mia, avevo paura limite pista. 8 secondi. Proprio si vede giro dopo giro che sto prendendo sempre più confidenza. Vola come verso l'eternity. Sono curioso di vedere quel cambio moto, cazzo. Per quello che ho capito non è detto che devi cambiare moto, nel senso, dipende da quanta pioggia cade. Vedremo se sarà così. No! Vado lentissimo. È un po' paura, lo riconosco. Ma perdo un po', che non voglio cadere. Molto bene. E inizia l'ultimo giro, ho perso 2 secondi. Mamma mia, meno male che non mi ha dato long la penalità. Missione senza un senso logique. Potevo testare in gara singola, raga, però sennò veramente non registravo più. Eccola. Eccola. Vabbè, un flash, cazzo, proprio all'ultimo giro. Però già dalla sprint abbiamo diminuito tantissimo le cadute e questo mi rende molto orgoglioso. Dai, pian pianino. Già alziamo il livello. Poi se facciamo anche la sprint della prossima. Peccato per quella caduta, porca miseria, potevo fare 0 cadute in gara. Due cadute, tutto l'ultimo giro, ok, quindi da capire quanto l'usura gomma è fondamentale, ok. Andiamo a vincere, è una vittoria un po' così, ma stiamo testando. In attesa che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti di oggi, diamo una rapida occhiata alla classifica. Ok, siamo quarti nel mondiale comunque.
conta poco, ripeto, perché finché si guida così. Telecamere nel parco chiuso dal vincitore della gara, che vediamo un sta po' com'è. giustamente festeggiando con i suoi. Oggi ha saputo imporre un ritmo pazzesco. Se continua così, per gli avversari sarà difficile arrivargli davanti. Madonna, quanta strada devo fare ancora per tornare il vecchio Kuma. Riprendiamo la diretta dal circuito dove i primi 3 classificati sono appena arrivati sul podio per la cerimonia di premiazione. Abbiamo assistito ad una gara davvero emozionante e questi piloti si meritano tutto l'affetto dei tifosi. Guardalo. Bravi. Ricompense. Perfetto. Allora, ingegnere di pista. Facciamo il telaio, Ok, la prossima è il Qatar. In palio sono la metà. Vai, gara sprint, Qatar, 12esimi. Non mettiamo il livello ma miglioriamo in qualifica perché stiamo migliorando noi come persone. Come esseri viventi stiamo migliorando. Beh, qua direi andare... Sì, soft. E soft. E qua andiamo così. Buon raga. I piloti sono schierati in griglia con Pecco, Bagnaia pronto a scattare dalla pole. Ancora una manciata di secondi. I semafori si spegneranno e inizierà la gara. No, ho sbagliato, ho messo una gomma usurata. Ma puttana miseria, sono una pippa atrocissima. Se sto davanti a marketing sto weekend, dopo c'ho il... Cioè, sono io il primo pilota. Un po' così, un po' magheggiata. Vai, obiettivo è non cadere. O quantomeno non usare i rewind o rewind, lascia voi la scelta come sempre. Vediamo. Ho aumentato di 5 punti percentuali. Ho qua l'impressione che dovrò ancora aumentare. Madonna, come viaggio in Qatar, sì. Dai che si... Direzione gara, cosa è successo? Avvertimento, vabbè. Bisogna aumentare. Secondo me posso arrivare all'80. Beh, figlio. Stiamo buoni, stiamo buoni. Vola, come vola, che stiamo tornando. E Cardinale devi vendere, vattene. E Furlani devi andare in miniera con i nani. Magari la conosco benissimo, vedi già comunque vedo che rispetto al Qatar magari supera un po' meno facilmente, rispetto ad Austin. Abbiamo il nostro compagno di squadra Alex Marquez. Attenzione qua. Esagero. E vai. Un come spectacular. Perché insieme a voi, mamma mia, insieme a voi prendo confidenza. E possiamo aumentare la difficoltà perché è il ballo dell'umiltà. Qua leggermente si pittura leggermente.
No. No, 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 no. Aia, eccola. Secondo avvertimento e terzo avvertimento in una curva, non va bene. Le Ducati volano, ma il Kuma di più, perché il Kuma è un bell'uomo. Scusate, dopo questa posso anche ritirarmi. Guardate il mio compagno, guardatelo, guardatelo. Questa è una porcata. Ho subito la classica porcata dai fratelli Marquez. Detto che ho scelto una moto iper competitiva per cominciare, stiamo perdendo. La difficoltà mi sembra quella giusta con questa moto, per gli errori che faccio ovviamente. Se non sbaglio niente è chiaro che è bassa. Quali pittura però, signori, quali pittura. Fastest di Bagnaia. Veramente ho messo tanto carburante, ho messo paura di non arrivare, però già i miglioramenti si percepiscono. Vai. La grafica è veramente migliorata tantissimo, E vai, cardinale devi vendere. Scusate, un momento di panico. Attenzione che non posso più permettermi. Faccio un errore, penalità. Stiamo girando bene però adesso, Mamma mia, qua ho rischiato la penalty. Questo giovane pilota veneziano. Eccola. Ancora non riesco a essere pulito. Purtroppo. Non riusciamo a essere puliti. Ho sfiorato il fastest, però ho fatto l'errore. Quindi ancora non riesco a fare una gara pulita senza cadere. Questa non è certo una cosa positiva. Il passo ce l'ho, il livello è giusto, ma forse ancora ho margine. Forse 78 posso arrivare di percentuale, così a occhio. Però il problema è che ancora sbaglio tanto, anche se ho diminuito, cioè 2 errori praticamente, 3 tra la gara, tra i 7 giri di Austin, in 11 giri 3 cadute, se non sbaglio adesso. Le gomme finite però, quando con le gomme finite faccio fatica, devo ricordarmi sta cosa. Attenzione Marquez. Finendo la gara, siamo terzi nella sprint, va benissimo, con un errore. Nella sprint precedente, quella di Austin, ho fatto tipo
102 flashback, quindi stiamo migliorando, raga. No! Ah, qua. Niente, l'ultimo giro... No, aspetta, scusate. Che devo star zitto, però. Ancora errori. Dai. Mentre i piloti rientrano ai box, vediamo insieme la classifica. Raga, sotto il quadro veneziano, intanto va bene così. Vi chiedo pazienza, stiamo testando. Presto arriveremo alla setup perfetto per non fare nessun riavvio. Ciao!